Rieccoci insieme. Presidente Federconsumatori, adesso interpello lei. È cambiato anche il modo di operare delle associazioni, ne accennava il Presidente Santocono ma anche il Presidente Taurino. Lei come la vede? Perché poi diciamo, ogni associazione ha un suo target, ha delle questioni su cui è più forte e altre invece che vengono svolte da altri. Insomma, sostanzialmente, secondo lei c'è stato un cambiamento, quindi un'attività anche di formazione, di consulenza, di supporto, oltre che di aggressione, di difesa in senso stretto? Beh, certo, io non posso che ovviamente essere concorde con quanto ha detto il mio collega, che anch'io chiamo Sergio, ovviamente per la stima che ci lega reciprocamente. E in effetti sì, siamo un po' passati da diciamo, quei soggetti che prima erano solo quelli che erano deputati alla difesa o comunque all'attacco nei confronti delle imprese. Adesso noi stiamo puntando molto di più su una sorta di cultura diversa, una cultura anche che miri a una sorta di autotutela del consumatore, che quindi sia in grado di avere le conoscenze, le competenze, gli strumenti utili non solo per prevenire di incappare ovviamente in problematiche che più delle volte purtroppo non riesce ad evitare per ovviamente problemi e elementi che da lui non dipendono, ma anche e soprattutto perché abbiamo sempre ritenuto necessario che la conoscenza e l'informazione, la corretta informazione siano ovviamente alla base di qualsiasi rapporto poi di natura contrattuale che il consumatore si trova a dover stipulare nel corso chiaramente della sua vita. Ed è proprio per questo, e sottolineo ovviamente perché ci tengo e ci credo, che riteniamo ovviamente che questo rapporto di appunto sinergia con le imprese debba essere comunque un rapporto che debba solidificarsi negli anni. Forse questa sarà una sorta di provocazione, la butto là approfittando anche della presenza del Presidente, però per esempio prima si parlava anche di correttezza, trasparenza, non solo dei siti ma anche ovviamente delle informazioni che in generale vengono date dalle imprese al consumatore. Perché non pensiamo per esempio, visto che anche uno dei limiti per l'esercizio dei propri diritti è rappresentato anche dai costi e dai tempi lunghi che prevede la giustizia ordinaria, perché non prevediamo per esempio, ripeto è una provocazione, che le imprese iscritte in Camera di Commercio prevedano obbligatoriamente un percorso di conciliazione, magari proprio all'interno della Camera di Commercio, per risolvere quelle che sono ovviamente le eventuali problematiche che possono insorgere tra il consumatore e impresa? Presidente, affermerà Presidente Santocono? Beh, perché c'è una conciliazione comunque? Sì, c'è l'istituto della conciliazione che già da tempo funziona all'interno delle Camere, che tuttavia è soprattutto finalizzato a tematiche diciamo di tipo personale e professionale, non so, dalle liti di condominio alle discussioni sull'eredità, oppure in qualche caso anche con alcune aziende che entrano in contrasto per la gestione diciamo, di certe iniziative, però questo andrebbe fortemente implementato. C'è anche l'istituto dell'arbitrato, che però è uno strumento che già comincia a essere un po' più costoso, anche se la Camera dà da questo punto di vista un grande supporto. Però spaventa ancora l'arbitrato. Esatto. Questo attualmente è lo strumento che viene utilizzato, anche se devo dire una cosa, anche per esperienza personale, che spesso si vincono gli arbitrati, però chi perde si rivolge alla magistratura civile e si ricomincia da capo, per cui anche questo è una cosa un po' da portare avanti, che noi vogliamo portare avanti come Camera, perché come ho detto prima, come diceva anche Sergio prima, giustamente, prima la difesa del consumatore andava a curare, adesso invece vuole prevenire, no? Prima curava perché c'era stato un danno e cercava di risolverlo, adesso invece aiuta a prevenirlo e questa è la cosa migliore. E se poi tra questi strumenti c'è anche quello della intermediazione, della conciliazione, dell'arbitrato, che vanno raffinati, che vanno modificati in qualche modo, quello sicuramente è una cosa che possiamo portare avanti insieme. Come lo vedono le imprese su tutto questo? Lo apprezzano gli piccoli e medi imprenditori coinvolti? Queste cose o in generale? No, queste cose. Quindi queste possibilità nuove anche però in qualche modo di mettere anche il naso nei loro affari, tra virgolette. Allora, io devo dire una cosa che sostengo da tempo. Noi nella Camera di Commercio di Padova abbiamo una grande fortuna,
che è quella che la Camera e le associazioni di categoria sono in totale sintonia. Nel senso che le scelte più importanti eccetera vengono spesso condivise, nascono magari da stimoli che arrivano dalle associazioni di categoria, però vengono condivise, vengono riportate in Consiglio camerale e poi la Giunta si occupa di declinarle con varie modalità. E quindi questa armonia che c'è, per cui quasi mai ci sono delle diversità di vedute, fa sì che sulle cose che noi proponiamo e che noi facciamo ci sia una grande attenzione, perché la considerano come qualcosa già di condiviso, qualcosa su cui già c'è una certa integrazione da parte del sistema associativo. Non è ovunque così comunque. Cioè, no. non è esatto, questa no. è una peculiarità, No, non è dappertutto così, quindi questa è una cosa... Non è dappertutto così, ho molti miei colleghi di presidenti delle Camere che mi raccontano che devono fare delle battaglie in Consiglio, spesso e volentieri molto, a volte strumentali, ma a volte molto forti, perché ci sono forti diversità di vedute. Ma forse da noi che c'è sempre stato il meccanismo della condivisione, quindi tutto viene condiviso prima, tutto viene predisposto prima, tutto viene discusso, e quando una volta si è raggiunta un'intesa poi viene declinato. Forse questo è più costoso, perché la democrazia costa, certo, come sempre si perde molto tempo eccetera, però gli effetti sono buoni, perché noi abbiamo fatto un bilancio di metà mandato che è veramente lusinghiero rispetto al passato per la nostra Camera. Arriviamo a investire quasi il 77% di quello che incassiamo dal mondo delle imprese, ed è già veramente una cosa significativa, ma lo facciamo con la totale sintonia di tutti. Che questo è altrettanto importante, no? Perché poi i cittadini non riescono a capire, ma fanno cosa le camere di commercio, che al di là di questi progetti fanno cosa? Finanziano, aiutano progetti, danno supporto, dare cose banali, iniziative, soldi, eventi, certo, che altrimenti non si potrebbero fare, perché poi quando tutti questi eventi, qualsiasi evento noi parliamo, vengono fatti dai privati soltanto, trovano intoppi perché non ci sono finanziamenti sufficienti, eccetera. Quindi questo per semplicizzare, no? Per far capire sostanzialmente. Presidente Federconsumatori, le chiedo un attimo, perché prima il Presidente Taurino l'ha chiamata nativa digitale. Allora, no, ma sostanzialmente... È vero, cioè, è vero. È vero. Allora abbiamo sei giovanissima, dai Giovanna, non puoi allora, dire, abbiamo scusa. la nativa digitale, che lei rappresenta, non rappresenta, vabbè, comunque conosce bene i nativi digitali. Abbiamo il Presidente Taurino che si è digitalizzato invece sostanzialmente con grande caparbietà e impegno, però sì, l'ha fatta, questo è importante. Allora, c'è un problema, perché i non nativi digitali sono moltissimi e sono quella fascia debole a cui faceva riferimento prima anche il Presidente, sono quelli che hanno bisogno più di un supporto. E sono anche, dicevo, estremamente numerosi, perché chi invece è nativo digitale ha molta dimestichezza, è il suo mondo e tutto, ha più facilità, altri invece, ne abbiamo parlato anche più volte, che sono anche gli anziani, ma non solo gli anziani, persone che hanno semplicemente sono occupati anche di altro, che si trovano soltanto per fare uno speed, sì, un semplice speed, ad avere il mal di stomaco per una settimana. Sembra una banalità, però questo avviene. Noi abbiamo un sacco di mail di persone che ci chiedono lo speed, l'ho buttata là perché è una problematica che è adesso frequentissima. Giovanna Prego. Sì, allora intanto ringrazio Sergio per avermi dato della nativa digitale, avermi tolto un bel po' di anni, ma purtroppo anch'io ho dovuto fare il mio percorso di digitalizzazione. E in effetti è giusta anche l'osservazione che faceva lei, Elena, perché effettivamente quando pensiamo alle persone soggetti vulnerabili in relazione appunto alle difficoltà dell'approccio, della gestione, dell'utilizzo dei mezzi informatici, tendenzialmente pensiamo sempre insomma alla figura dell'anziano. Invece abbiamo verificato che non è proprio così, per diversi motivi. Ovviamente le persone soggette a queste difficoltà di approccio e di utilizzo non sono esclusivamente persone che sono accomunate da una stessa età o comunque da un determinato anno di nascita, ma comunque anche persone ben più giovani che per appunto, come dicevo prima, diversi motivi non riescono ad utilizzare in maniera consapevole ed efficace i mezzi ovviamente tecnologici. E in questo caso ovviamente noi abbiamo parlato in più occasioni del cosiddetto digital divide, che non è solamente una difficoltà nel non saper utilizzare in maniera corretta il mezzo informatico,
automatico, ma il più delle volte succede anche che una persona non ha proprio la possibilità di utilizzarli. Noi per esempio stiamo parlando qua in questi territori altamente e fortunatamente digitalizzati. Io adesso sono collegata da Venezia, voi siete a Padova, insomma dei centri molto importanti dove ovviamente problemi per esempio di connessione ce ne sono ben pochi, ma basterebbe per esempio spostarsi in periferia o in qualche zona montana o comunque nell'entroterra dove effettivamente magari già la connessione a banda ultralarga o comunque anche a volte già gli stessi cellulari fanno fatica ad avere effettivamente delle connessioni stabili e veloci, che sono di fatto quelle che adesso insomma i tempi attuali richiedono, non solo appunto per quanto riguarda insomma l'ambito di cui stiamo parlando, che è quello ovviamente dell'e-commerce, ma come diceva prima, anticipava il presidente Santocono, anche per chi ovviamente lavora, per chi lavora in smart working, ovviamente per chi lavora a casa, per chi ha la necessità di avere ovviamente una connessione, come si diceva prima, stabile e veloce per poter anche solamente svolgere il proprio lavoro. Si pensi anche magari ai casi che adesso purtroppo si stanno ripresentando, anche degli alunni che sono costretti a casa in DAD e che quindi hanno la necessità di avere gli strumenti ma anche i mezzi, quindi le connessioni efficaci per poter di fatto anche esercitare un proprio diritto, che in questo caso è il diritto all'istruzione. Assolutamente. Ecco, Presidente Santocono, dopo lo faccio parlare anche a Taurino, connessioni, problema di connessione di banda larga, di digitalizzazione, di salto di qualità, come siamo messi? Perché appunto ha sottolineato delle criticità. Sì. E molti, anche i semplici negozianti, piccole imprese, lamentano questo. Zona industriale di Padova. È vero, ma paradossalmente una delle regioni più produttive d'Italia, se non d'Europa come la nostra, è quella che è messa peggio come banda bisogna larga. dirlo. Okay. E questo dimostra ancora la resilienza di questo territorio. Che nonostante tutto si riesce. Nonostante la mancanza di strade, di bretelle, la mancanza di reti digitali, riusciamo non solo a produrre ma anche a prosperare. E questo è positivo. Purtroppo la situazione è questa. Adesso speriamo che con l'arrivo del 5G e gli investimenti che stanno facendo nel nord Italia la cosa si possa nel breve tempo risolvere, anzi si risolverà sicuramente. Ma fino ad ora siamo stati penalizzati rispetto per esempio ad altre regioni sempre del nord che invece, non dico la Lombardia, ma che potevano contare su un sistema di imprese che producevano molto meno di noi, che invece hanno avuto più banda larga rispetto a noi. Quindi potrebbe esserci col PNRR, ravvede qualche possibilità? Col PNRR praticamente immagino che il problema entro il 2026 sarà risolto per tutto il nostro Paese. Quindi è previsto uno stanziamento con questo? Assolutamente, credo che sia uno degli stanziamenti più grossi. Ecco, no, glielo chiedo perché poi non tutti ne sono a conoscenza, assolutamente, questo è importante. Ma la soluzione dovrebbe esserci definitiva. Definitiva. Quindi. Però dall'altra parte, Presidente Taurino, oppure il Presidente Federconsumatori Capuzzo, chiedo a voi, accennato al 5G. E qui vediamo l'altro lato, i consumatori dicono sì, ma grandi digitalizzazioni, grandi valenze di questo, ma la nostra salute... E ci sono state associazioni che si hanno levato gli scudi per porre attenzione anche a questi aspetti. Lo so che è un argomento tedioso questo. Spinoso. È meglio che parla prima la Giovanna, perché se parlo io dopo... La spina la giriamo alla Giovanna Capuzzo. Sì, 5G, problemi di salute, grande digitalizzazione, informatizzazione e tutto. Però ci sono i però, visto che io dico dal punto di vista delle aziende, delle imprese è fondamentale, della comodità di tutti quanti noi altrettanto, ci sono però potrebbero esserci dei risvolti, tutto in fieri, in definizione. Sì, allora innanzitutto la questione del 5G, scusate, è una questione molto importante proprio per lo sviluppo del paese in generale, e noi abbiamo visto che purtroppo si sono ovviamente avvicendate una serie di informazioni che purtroppo dobbiamo nominare fake news relativamente alla nocività effettiva, insomma, delle introduzioni o comunque del prendere piede di questa nuova tecnologia. E di fatto si dovrebbe sapere che comunque le soglie che l'Italia si è
si è posta relativamente ovviamente alle rilevazioni scientifiche che fino adesso ci sono state, che purtroppo possono effettivamente essere considerate non a lungo termine, perché chiaramente si possono fare solo delle proiezioni, delle prospettive, ma in ogni caso i dati scientifici che parlano attualmente sono quelli insomma di una soglia ancora di tutela che è ben al di sotto rispetto alle soglie che per esempio ci sono in Europa e che altri paesi europei hanno stabilito per poter diciamo installare e sviluppare questa nuova forma di tecnologia. Dall'altro bisogna sapere che comunque l'avvento del 5G o comunque lo sviluppo del 5G va in sostituzione delle altre forme di connessione, quindi man mano si stanno dismettendo altre forme di tecnologia. Molti operatori adesso stanno già comunicando ai propri clienti che appunto diciamo i telefoni più obsoleti, le SIM card, quelle più vecchie che non supportano chiaramente il 5G ma che si appoggiano su un'altra forma di connessione verranno purtroppo man mano dismesse, quindi non è una sorta di connessione che va a sommarsi a tutte quelle che sono già esistenti, ma va a sostituirle e chiaramente, perlomeno ad oggi, insomma, i benefici che potremo trarne da questo sviluppo sono ben alti e quindi sicuramente bisogna spingere affinché ci sia effettivamente uno sviluppo di questa rete. Grazie della precisazione, prego. Sì, io devo solo aggiungere, perché Giovanna come al solito fa la disamina già esaustiva, per cui io aggiungo solo questo, che molte volte la resistenza penso che derivi proprio dalla paura di cambiare, la paura verso l'ignoto, la paura di andare incontro a qualcosa la parola che paura, che era quella che volevo affrontare. Abbiamo esatto. parlato prima di tutti i nuovi sistemi, come potrei parlare del vaccino, come potrò parlare del... Non voglio entrare in quegli argomenti, ma sto parlando del 5G. Si è fatta tutta un tantam mediatico prima che cominciassero neanche a uscire i risultati su quelle che potevano essere le eventuali conseguenze di questo 5G. Ecco, io dico sempre che la tecnologia bisogna sempre usarla con la dovuta cautela, diciamo, essere sempre attenti, eccetera. Io purtroppo sono novecentennial, non millennial, purtroppo, Presidente, no, altri proprio siamo ancora della leva, però voglio dire anche che per quanto riguarda almeno noi associazioni dei consumatori, perché mi sono sentito quasi tirato in causa come per dire ma ci sono delle realtà, no, che fomentano con fake news questo giro, diciamo, di informativo. No. Allora, probabilmente anche se, come dice il Presidente Santoconno, nel 2026 hai detto, no? Sì. Nel 2026 dovremmo aver risolto il problema della connessione. Io chiaramente tante volte sono anch'io, so che Giovanna parlava dei figli, perché c'è figli, io non ce li ho, per cui ho sentito meno comunque ci sarà, lo stress, diciamo, della connessione. Però mi fa paura anche quello che ha detto il Presidente sul discorso che in un ambiente produttivo come il Veneto avere le infrastrutture che non sono adeguate neanche a quelle che potrebbero essere, eccetera, si creano poi dopo proprio delle voragini dove si inseriscono sti furbacchioni dell'ultimo secondo, e quindi le pratiche commerciali scorrette, che io adesso non perché sono consigliere in Camera di Commercio, ma che vengono perseguite ferocemente. Poi dopo so che la Camera di Commercio mi ha cambiato la password, anche il vostro informatico mi dice lei consigliere deve cambiare la password, non deve farsi la password, cioè penso che sia anche una questione anche di sensibilità. Vogliamo diventare consumatori, noi consumatori, ognuno di noi, dalla sua cultura, dalla sua preparazione, diventare protagonisti di questo passaggio? A me vengono persone nel mio ufficio, e penso anche da Giovanna, come in tutti i nostri uffici, vengono persone, no, che si sentono solo truffate, che questo e quest'altro. Ma tu hai fatto qualcosa? Hai usato dei mezzi di precauzione? Hai usato dei metodi? No, è tutto quello che fate cosa il discorso adesso della misura camerale, Giovanna l'ha detto subito, no? Sembra una stupidaggine, ma io mesi fa mi sono trovato uno che ha comprato un cancello da Pescara, da uno di Pescara, da 10 metri, e gli è arrivato in una scatoletta così, un cancelletto. Questa non era un'azienda, ma porca miseria, ma guarda almeno
Se questa è iscritta, non aveva iscrizione alla Camera di Commercio, era un farlocco. Quindi dobbiamo essere protagonisti, dobbiamo incominciare ad essere protagonisti. Perfetto. E capire che noi gestiamo il nostro futuro, non demandare sempre al Presidente Santocono, a Sergio Taurino, a Giovanna Capuzzo o a Elena che ci facciano i processi informativi. Allora siamo arrivati al termine, il tempo è letteralmente volato, io vi devo ringraziare. Una battuta di chiusura, Presidente Santocono, per chiudere questo progetto, qual è il suo auspicio? Cosa si auspica? Il mio auspicio è che sicuramente si capisca che effettivamente il ricorso alle nuove tecnologie deve essere affrontato in maniera adeguata. Cioè con grande attenzione, con rispetto delle normative, se ci sono delle normative moderne, innovative da una parte, dall'altra parte con attenzione, nel senso che bisogna stare attenti a tutti gli alert che arrivano, diciamo, da strutture che sono soprattutto dedicate alla lotta contro la frode informatica, eccetera, che arrivano continuamente da parte dei giornali, della stampa, del newsletter, eccetera, e quindi da questo punto di vista sì. Ma l'auspicio è che sicuramente da questo punto di vista questa battaglia sarà difficile, ma diventerà sempre più, avrà sempre più strumenti per poterla combattere. Questa è la cosa positiva. Allora io ringrazio la Camera di Commercio, Presidente Santocono, per essere stato qui con noi, ringraziamo l'Associazione di Consumatori, in modo particolare Sergio Taurino ADOC che è stato qui con noi, e anche Giovanna Capuzzo, Presidente di Federconsumatori Veneto, che sa tutto, bravissima, qualsiasi cosa riesce ad essere informata, quindi onnisciente, come diciamo spesso con Sergio Taurino. Grazie a voi di averci reso partecipi di questo progetto che vede coinvolti tutti quanti noi. Guardate nei siti delle associazioni di consumatori, Federconsumatori ADOC, della Camera di Commercio istituzionali, ci sono tantissimi progetti, ci sono tante informazioni utili che aiutano tanto le piccole e medie imprese del territorio, quanto i liberi professionisti iscritti anche alle associazioni di categoria, quanto tutti quanti noi che siamo cittadini consumatori. Detto questo, andiamo rapidamente in pubblicità, poi restate con noi, abbiamo altre interviste. A tra poco.